Giovanni Cacioppo. Come mai qui a Milano? Buonasera. Buonasera. Complimenti per il vestito, fra l'altro. Grazie. Stevie Wonder, lo stilista, direi così. Come mai qui a Milano? Sono venuto a vedere i milanesi da vicino. Perché, scusa, non hai mai visto dei milanesi? No, si fa tutto sto gran parlare dei milanesi. Ma dove? Io ne ho conosciuto uno tanti anni fa in Sicilia. Era la prima volta che ne vedevo uno dal vivo. Perché dove li hai visti fino a quel momento? Prima fino ad allora li avevo visti solo nei documentari. Vabbè, ma non sono delle bestie rare, Forse sì, però... No, c'era sto signore sui 60 anni che era venuto in Sicilia in vacanza. Io non mi sono avvicinato subito perché non lo volevo spaventare. Ho detto non vorrei che scappa, la prima volta che ne vedo uno. Come uno scoiattolo, certo. Piano piano. Aveva la museruola, fra l'altro, perché... Piano piano l'ho fatto abituare alla mia presenza. Sì. Poi dopo 3-4 giorni mi prendeva pure il mangiare dalle mani. Immagino. Non è un piccione, cioè. Ma poi Avete fatto amicizia? alla fine non fanno niente. Sono come noi. Abbiamo capito, No, però poi abbiamo preso confidenza dopo un poco, poi dopo una settimana così che ci conoscevamo, questo qua la mattina mi ferma e mi dice, senti, mi devi togliere una curiosità, mi ha detto. Ma all'età tua mi ha detto, cioè, non lavori? Chi sei un ragazzo sano, giovane. In effetti. Ho detto, non lavoro. Sano, boh. Da fuori. Ho detto, purtroppo in Sicilia ho detto manca il lavoro. Certo. Vabbè, se manca il lavoro, ma non mi pare che tu ti dia tanto da fare. In effetti. Okay, da 2 settimane che sono qua, sei ogni giorno in spiaggia. Ecco, in effetti ti immagino un po' così. Come io, ne sei Giovanni. uscito? No, certo, vabbè, manca il lavoro, ho detto, non è che uno sta a casa e piange. Il mare è gratis, uno quello che può godere lo gode. Certo. Anche questo è Però vero. questo da buon milanese mi dice, no, ci fai male, io all'età tua già lavoravo in una fabbrica, poi piano piano ho fatto carriera, poi ho aperto una piccola attività per conto mio, mi sono messo in proprio, ho cominciato ad assumere dei collaboratori, mi sono però. ingrandito. E adesso? Ho fatto tantissimi anni di sacrifici, Dice, però adesso mi ritrovo con una grossa azienda, Sì. con 300 dipendenti, che va avanti da sola, e io finalmente oggi mi posso permettere di stare a mare tutto il giorno. Vedi che comunque, bravo. complimenti. A me fa piacere che lei ci abbia una grossa azienda con 300 dipendenti che va avanti da sola. Sì. Ma non è che c'era bisogno di fare tutto questo casino per andare a mare. Quello, nel senso, Vabbè, Giovanni, non era proprio così. Comunque, vabbè. No, ho detto io, stamattina mi sono svegliato e ho pensato, apro una grossa azienda con 300 dipendenti Certo. o vado a mare. Ecco, chissà cosa hai Cosa hai fatto. deciso? Siccome erano già le 11, però oggi vado a mare, l'azienda l'apro un'altra volta che mi sveglio prima. Ho detto che ci vorrà. Sì, bravo. Comunque tu scherzi, ma il problema del lavoro in Sicilia è un problema serio. Sì. È un problema che esiste almeno da 10 anni. No, e Ma che guarda, 10? Anche da 100 credo, Prima non me ne occupavo. Vabbè, E che anche adesso c'entra? mi pare che te ne occupi. Esatto. No, ma anche i politici, per esempio, non è che ci hanno notato più. Io mi ricordo anni fa c'è stato un politico in Sicilia, si è candidato, ha fatto una bella campagna elettorale, lo abbiamo eletto. Sì. Questo appena arrivato a Roma, la prima cosa che ha detto, dice, dobbiamo portare il lavoro in Sicilia. È bello sta cosa. Ha detto, prima ci chiedi voti, poi ci vieni contro. Con tutti i problemi che abbiamo, detto, manca solo che portano il lavoro, siamo rovinati. La ciliegina sulla torta, diciamo. E poi ho detto, se c'hai questa passione, questo hobby, ho detto, chiedilo per te il lavoro, non dare fastidio agli altri. Vabbè, ma È bello che lui fa carriera e noi lavoriamo. vabbè. Tanto non è un problema tuo, direi. Già ci eravamo presi uno spavento grosso sull'argomento qualche anno prima con la politica. Quando? 10 anni fa, non so se vi ricordate quando è sceso in campo Berlusconi. Se me lo ricordo. Sì. La prima frase che ha detto, Sì. frase. La prima che ha detto, Ne ha dette. Se ne ha dette. Quale fu? Quale? quella là, 1 milione di posti di lavoro. Certo, Come l'avete certo. presa? Ti è vissuta bene? No, e gli amici miei quella mattina siamo arrivati al bar, Sì. abbiamo aperto il giornale, abbiamo letto questa notizia, 1 milione di posti di lavoro. Ci siamo cagati addosso. No, vabbè, ma... Ma cosa? Arriveranno in Italia 1 milione di posti di lavoro, ho pensato stavolta ci fottono. No, ma non era quello il concetto, E quindi cosa avete fatto? Per una settimana al bar non è venuto nessuno. Addirittura. Perché? Pensavamo che arrivassero i carabinieri con la camionetta a Sì, prendere certo. la gente e a portarci al lavoro. Costretti a lavorare, In certo. fabbrica. Poi siete tornati al bar o no, no? meno male che era una cazzata, dico. Vabbè, una delle tante. Però passata la paura, poi è tutto risolto. Anzi, devo dire che quando siamo tornati al bar eravamo più di prima. Beh, certo. E che avete fatto? Quando ci siamo rimposti stati al bar, io una delle mattine dopo ci sono arrivato
E stranamente ho trovato una rivista di finanza al bar. Al Una bar. rivista di finanza. Ah, Perché impossibile. non c'è... Al bar c'è la Gazzetta. Io non sapevo neanche che esistesse sta roba. vabbè. In Ho effetti. dato un'occhiata, vediamo di che trattano questi giornali, c'erano indice MIB del Nasdaq, BOT, CCT, così. Certo. C'erano 4 pagine di titoli, Sì. non c'era neanche un film porno. No, Vabbè, vabbè. è normale, è una cosa di Però alla fine sfogliando ho trovato la pagina dell'oroscopo. Ah, vabbè. Vediamo se c'è una bella notizia che magari mi tira su un po' il morale. E che c'era scritto? Ho letto il mio segno zodiacale, io sono un Ariete, Ariete. c'era scritto Ariete. Tutti nati sotto il segno dell'Ariete questa settimana dovranno ricevere una cospicua somma di denaro. Una bella notizia. Sono d'accordo, Vabbè, ci mancherebbe. E quindi? però non c'era scritto da chi. Vabbè, Ma non è che ci deve essere scritto da chi, si può aver tutto. Se uno si prende l'impegno, però. Vabbè, ma allora cosa hai fatto? No, però io ho pensato, se tutti gli Arieti debbono ricevere dei soldi, ci deve essere un altro segno zodiacale che deve sborsare. Sì, Chi non fa una grinza. Alla fine il bilancio dell'oroscopo si deve chiudere a zero. Certo, non è come l'Italia, hai ragione Giovanni. E allora? E infatti ho letto tutti gli altri segni zodiacali e mi sono accorto che quella settimana il segno zodiacale erogante era il Sagittario. Ah, sì? Erogante. Sì, perché? C'era scritto. C'era scritto proprio. C'era scritto proprio, tutti nati sotto il segno del Sagittario, questa settimana dovranno sborsare una cospicua somma di denaro. I conti tornano. Allora come hai risolto? Ho preso il giornale, ho fatto il giro degli amici miei al bar, Sì. alla fine ho trovato uno che era Sagittario. Oh, e quindi? Ho detto che segno sei Sagittario, ho detto benissimo, io sono un Ariete, ho detto non so se sei al corrente dell'oroscopo di questa Sagittario debbono sborsare, gli Arieti debbono ricevere, ho detto, Certo. dammi 200 euro, ti togli il 200. 200 euro. So che altri Arieti stanno chiedendo fino a 500 euro. Però. Vista l'amicizia, ho detto ti tratto bene. Certo. E lui? E lui? E lui aveva in tasca un giornale suo pure lui. Ho detto, guarda qua, questo è di 2 mesi fa. Qua c'è scritto che i Sagittari dovevano trombare con gli Arieti e ancora non si è visto nessuno. Ai 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 ai. Come ne sei uscito? Andiamo a bere la birra, va. Alessia? Ma io sono del segno dello Scorpione.